Pugni, calci in 3 contro 1, immagini forti che indignano e destano paura. Il video lo hanno postato sui social i numerosi residenti dei palazzoni della Cita a Marghera. Nel filmato 3 individui aggrediscono violentemente un cittadino bengalese di 32 anni, Reza Lake, colpevole di aver negato una sigaretta ad uno dei 3 aggressori. Al diniego del bengalese, l'assalitore ha preteso come nulla fosse dei soldi, poi è scattata la violenza di gruppo. Quello che è successo a Marghera è una cosa inaccettabile. Un discorso, se una persona chiede in modo gentile, una persona può anche dire di sì. Visto che questa persona gli ha chiesto in modo arrogante, ha detto di no. A quel punto questo ragazzo italiano gli ha chiesto: allora dammi i soldi. Anche alla seconda richiesta Reza ha detto no. A quel punto questo ragazzo gli ha sferrato un schiaffo molto forte alla quale Reza ha reagito. A quel punto sono intervenuti altri 2 ragazzi e lo hanno aggredito a sangue fino a portarlo al pronto soccorso. Il 32enne bengalese ha ricevuto colpi e battuto violentemente la testa a terra. Portato al pronto soccorso da un'ambulanza, è stato tenuto in osservazione fino a sera per un forte trauma cranico. Ben inserito nella comunità dove lavora come cameriere, in queste ore si trova ancora a casa in stato di shock, incredulo per quanto gli è accaduto. In queste ore intanto cresce lo sdegno della comunità bengalese che non ha intenzione di restare a guardare. Dopo il velo strappato alla giovane mamma bengalese il 10 dicembre scorso, sempre alla Cita, questo nuovo episodio di violenza crea ulteriore allarme e preoccupazione. Lo ribadisce il portavoce della comunità, Prince Oloder. Noi non possiamo accettare delle situazioni del genere, perché già un po' di settimane fa è successo che è stata aggredita una persona senza motivo, solo perché si vestiva diversamente. Queste cose non è più accettabile, noi chiediamo alle forze dell'ordine che intervengono.